Quota 100, 5.000 in provincia di Treviso, 30.000 in Veneto. Sono molti in queste ore gli aspiranti pensionati che stanno facendo i calcoli per capire se con i 62 anni d'età e di 38 di contributi potranno andare in pensione, o meglio, se sarà per loro conveniente usufruire dell'anticipo, visto che l'assegno sarà più leggero. Con quota 100 chi ci va ha una pensione più bassa di circa il 30%, non perché viene tagliata la pensione, ma perché il calcolo è fatto su meno anni di contributi versati. La CGIL ha effettuato varie simulazioni per comprendere l'impatto della manovra sulle tasche degli aspiranti pensionati, significativa quella relativa alla cosiddetta ricchezza di vita media. Se uno va in pensione con 67 anni, versando 43 anni di contributi e vive per 25 anni, ciò che percepisce in termini di pensione uno che ha uno stipendio di 2.000 euro al mese, siamo sopra i 500.000 euro. Se scegliesse invece di andare con i 38 anni e i 62, quindi 5 anni prima, lui avrà una ricchezza media di vita di 350.000 euro, quindi 150.000 in meno. Abbiamo visto che i primi che sono venuti qui a chiedere se è conveniente o no andare in pensione, alla fine decidono comunque di restare a lavorare. Diverso il discorso per chi ha i requisiti per l'APE social o precoci, poiché si tratta di persone rimaste senza lavoro e senza pensione. Sull'APE social hanno una rendita che fino a 1.500 euro garantita per gli anni che gli manca per andare in vecchiaia, e poi quando andranno in vecchiaia avranno la pensione piena senza nessuna perdita sul loro montante pensionistico.